L'idea è nata nel 2013 da Cesare Pietrella, che è un commerciante di tabacco in foglia. Un settore simile ma chiaramente diverso, in quanto fra sigarette e sigaro c'è una differenza sostanziale sia nel tipo di tabacco utilizzato. Le sigarette generalmente hanno un tabacco più biondo, quindi il famoso Virginia, noi invece abbiamo il tabacco scuro. Secondo, la sigaretta è una miscela di diversi tabacchi filtrata dal filtro, che si fuma più, diciamo, per vizio, mentre il sigaro è una fumata totalmente diversa, dove vai ad apprezzare le note qualitative del tabacco ed è più una fumata, diciamo, di riflessione o di piacere. L'azienda è nata nel 2014 con l'intento di, appunto, mettere nel mercato un sigaro che fosse nel pieno rispetto della tradizione italiana, quindi 100% tabacco Kentucky, oltre al fatto di avere una selezione di materie prime che fosse al top del mercato. Allora, qui possiamo vedere il nostro tabacco di ripieno, che appunto è 100% tabacco Kentucky fermentato. Si può vedere come dalla foglia venga poi battuto in pezzettini, e questi pezzettini compongono il ripieno dei nostri sigari. Abbiamo diversi tipi di ripieni, dal più intenso al più leggero all'aromatizzato. Allora, quindi il processo come funziona? Il ripieno che abbiamo appena visto viene poi arrotolato in una fascia per comporre poi il nostro sigaro. Possiamo vederlo in queste macchine. La fascia viene raccolta da questa bobina. La fascia è di tabacco non fermentato, perché se fosse già fermentato prima si sfalderebbe nell'arrotolamento. Quindi la fascia viene presa, viene appoggiata su un'altra tela, dove con un processo, un movimento meccanico, il ripieno viene arrotolato attorno alla fascia. Una volta poi il sigaro composto viene messo in quel braccio, dove due spuntature tagliano le punte estreme, e abbiamo così il nostro sigaro. Quella che si vede come colla non è altro che amido di mais, quindi un collante naturale. Il sigaro poi, una volta costruito, viene raccolto dai nostri operatori, che sono sia operatrici che operatori. Sottolineo, siamo un'azienda a maggioranza femminile, e poi vengono stesi in questo telaio. Ecco, qua si possono vedere come vengono tutti stesi con la loro forma tipica bitroncoconica. Passiamo ora al processo di fermentazione. Allora, tra le varie tipologie di tabacco che lavoriamo abbiamo anche tabacco aromatizzato. Questo in particolare è aroma anice, che per noi è il più venduto. Viene praticamente mescolato l'aroma col tabacco ancora quando deve essere rollato il sigaro, in modo tale che poi si senta l'aroma in tutta la sua fumata, quindi dall'inizio alla fine. Bene, ora entreremo in queste stanze, che è un po' dove accade la magia, ovvero il sigaro appena costruito, cioè arrotolato, composto fra ripieno e fascia, viene messo in queste celle. Perché? Perché il ripieno già fermentato deve fare fermentare la fascia esterna, che non è preventivamente fermentata. Dopo un primo passaggio in cella di fermentazione per qualche settimana, il sigaro, quindi fermentato nel suo intero, passa nella seconda cella, che è la cella, diciamo, di essiccazione o di maturazione, dove il sigaro poi passa i suoi mesi di maturazione. Andiamo a vederli. Ecco, all'interno della cella di fermentazione abbiamo delle temperature molto elevate, sopra i 40 gradi, e un'umidità quasi del 90%, quindi abbiamo un livello ambientale piuttosto difficile, però questo aiuta il tabacco proprio a fermentare naturalmente, una fermentazione che avviene in modo spontaneo. Dopodiché, una volta terminate le settimane all'interno di questa cella, il sigaro viene portato qui, dove effettivamente avviene la vera e propria poi maturazione. Quindi rispetto a prima il sigaro già è più rigido, non si piega più, non è più morbido, diventa un sigaro più rigido, ma ha bisogno di rilasciare l'umidità che ha accumulato, e quindi qua rimane per i successivi mesi fino a maturazione completa. Partiamo quindi dal processo. Una volta completata la maturazione all'interno delle celle, i sigari vengono portati in quest'area, dove vengono divisi fra sigari interi e sigari ammezzati. Tutti i sigari vengono quindi selezionati,
controllati uno ad uno per la qualità, per verificare che sia secondo standard. Una volta verificata la qualità del prodotto, se è un sigaro che va ammezzato, viene quindi messo a macchina, la quale taglia e impacchetta in maniera automatica. Se invece è un sigaro che va impacchettato a mano, per garantirne proprio la qualità, essendo anche un valore, un prodotto con un pregio maggiore, vengono impacchettati singolarmente a mano. Quindi c'è un controllo, diciamo, elevato della qualità dei nostri prodotti, dove ogni singolo sigaro viene controllato. Allora, qua possiamo vedere come per garantire la massima qualità dei nostri sigari li guardiamo uno a uno e scartiamo poi quelli che non vanno bene. Tutti i difetti che possiamo trovare, come la punta troppo grossa o un'imperfezione nella fascia, la fascia stessa che magari si scolla perché non è stata messa abbastanza colla poi nel processo di rollatura, qualche buco che ci può essere, un sigaro troppo fino. Questi sono tutti prodotti che per noi non vanno bene, non passano il controllo qualità e vengono scartati, in modo tale che poi quello che finisce dentro i pacchetti e quindi quello che poi va al consumatore sia un prodotto sempre perfetto e sempre controllato. Partiamo dal sigaro nudo, gli mettiamo prima la fascetta con il brand, in questo caso è l'Italico Maturo, dopodiché cellophane e ogni sigaro è cellofanato singolarmente. Dopodiché vengono messi nei pacchetti, però se uno poi vuole anche portarsi il sigaro in giro, prende il sigaro cellofanato, se lo mette nel taschino e poi quando se lo vuole fumare non si rovina. Diciamo che comunque il mondo del sigaro fino a qualche anno fa magari veniva visto come un mondo difficile da parte anche di quelli che possono essere i giovani, di un approccio un po' troppo forte. Quello che abbiamo voluto fare noi, soprattutto anche con l'immagine, col nome, con quella che è la grafica anche dei pacchetti, è quella di unire un po' quello che era la dolce vita degli anni 50, quindi comunque un periodo anche d'oro per l'Italia, con quello che è un po' la modernità delle nuove grafiche, dei nuovi colori, dei nuovi font. Quindi abbiamo messo insieme questi due aspetti per dire: noi siamo un'azienda nuova ma che comunque guarda un po' al passato. Cerchiamo di reinventare un prodotto che esiste ormai da 200 anni, facendolo nostro, perché comunque i nostri sigari si differenziano parecchio poi da quello che si trova sul mercato, perché sono più delicati, sono più educati, abbiamo creato, diciamo, il nostro processo produttivo. Per dire, ci sono anche sigari che possono essere fumati da una fascia da un target differente, un target un po' più giovane. A noi ci piace pensare che il nostro sigaro lo fumino i quarantenni, anche i trentenni, in modo tale che svecchiamo un po' quella che è l'immagine del sigaro in Italia per dargli